Riunione stamani ad Agrigento alla presenza del presidente nazionale della FIPAV Pallavolo Manfredi con i rappresentanti delle altre realtà province siciliane, un incontro confronto per capire e analizzare le problematiche della pallavolo in Sicilia. A fare gli onori di casa il presidente regionale FIPAV Nino Di Giacomo. Oggi c'è un incontro con il nostro presidente nazionale dottor Giuseppe Manfredi, con tutto il gotha della pallavolo siciliana, quindi con i presidenti dei comitati territoriali in mattinata e nel pomeriggio con i consiglieri regionali. È un focus su questi primi 9 mesi di attività che abbiamo fatto. Sicuramente parleremo anche di prospettive future con il nostro Presidente per far sì di rilanciare il nostro movimento dopo questa pausa che il Covid ci ha costretto. Qual è lo stato di salute della pallavolo siciliana? Beh, guarda, quest'anno più che mai si presenta in buono stato, tant'è che abbiamo 4 squadre che sono nel massimo campionato nazionale in A2 femminile, 2 in Serie A3, quindi abbiamo 6 società che fanno la Serie A, altrettante in campionati nazionali, parlo della Serie B maschile e femminile, ne abbiamo un'altra trentina, quindi un bel movimento. Sicuramente ancora molte società sono ferme al palo per la questione delle palestre, ma sicuramente riusciremo piano piano a uscirne fuori. Poi un altro punto che vorrei sottolineare a tutto il nostro movimento: finalmente siamo riusciti a far modificare alcuni aspetti che disciplinano le leggi regionali sui contributi alle società, e con orgoglio posso dirvi che finalmente le società di Serie B possono quest'anno avere i contributi della legge 31, e questo un ringraziamento va scritto all'assessore Malleo Messina e al presidente del CONI regionale Sergio D'Antoni. Stiamo procedendo abbastanza bene, al di là dei risultati tecnici, stiamo recuperando un po' in tutta Italia i nostri ragazzi, la nostra attività, e stanno riprendendo i campionati. Sicuramente è importante per il movimento, le squadre di Serie A sono comunque da traino al movimento. Chiaro che non è solo la presenza delle squadre di Serie A che fa crescere innanzitutto la presenza sul territorio, ma fa crescere soprattutto la presenza nelle scuole, la presenza nelle società. Quindi è importantissimo per tutti in questo momento recuperare i nostri bambini, tutti quelli che ci hanno lasciati in questi 2 anni terribili. Oggi abbiamo riunione sia di consulta dei presidenti che di consiglio regionale. È importante perché ci sarà anche la presenza del presidente federale, che è la prima volta che viene in Sicilia dopo la sua elezione avvenuta nel marzo di quest'anno, e quindi è un momento importante sia perché dobbiamo far sintesi su quello che abbiamo fatto in questo 2021, ma soprattutto quello che dobbiamo fare negli anni futuri e quindi in questo quadriennio in cui il Consiglio regionale e anche la consulta dei presidenti dovranno svolgere un lavoro adeguato a quelle che sono le nuove esigenze. È normale che anche per la FIPAV il Covid ha comportato tutta una serie di problematiche che stiamo cercando di risolvere, e queste riunioni servono anche a comprendere le esigenze della periferia in modo da poter intervenire e aiutare le nostre società. Beh, dobbiamo assolutamente rassegnare un dato molto positivo della pallavolo siciliana. Se partiamo dalla Serie A, sicuramente è motivo di vanto per il Comitato regionale siciliano avere ben 6 squadre che militano nel campionato di Lega Pallavolo di Serie A, 4 squadre femminili e 2 squadre maschili, il Modica e il Lacireale. Per le femminili il Marsala Volley, l'Aragona, il Modica e anche il Catania. Dal vertice fino ad arrivare alle serie cadette c'è un movimento importante che riprende dopo questi anni difficili di chiusura.
C'è un grande fermento sulla qualificazione di tutte le persone che ruotano attorno alla pallavolo.